Cristian Sergo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, lei voleva fare una battuta sulla consigliera Spagnolo che è passata a Futuro Nazionale? Sentivo sono cose purtroppo che capitano, nel senso che spesso ovviamente si dice che siamo tutti contrari ai cambi di casacca. Quando i cambi di casacca vanno in un partito, come è successo anche in passato con la Lega, erano tutti pronti a trabacciarli. Adesso che la Lega perde i pezzi si lamenta dei cambi di casacca. Quindi capita a tutti, ci siamo passati anche noi, ma noi non prendiamo gente che viene da altri partiti, soprattutto in corsa di legislatura. Questa è la differenza tra noi e praticamente tutte le altre forze politiche. Lei approverebbe un cambio di casacca in corsa come nel calciomercato di gennaio? No, ma non do giudizi sui comportamenti degli altri, insomma. Vabbè, è una cosa generale, sì, non parlavo sì, neanche di lei, avrà avuto le sue motivazioni. Bisogna capire come il loro contesto, non lo conosco, quindi non giudico. Allora, però io non posso non partire, consigliere Salmè, da quello che è stato un pochino il caso di questa settimana o della fine della scorsa, vado adesso a memoria, con le nuove accuse che sono arrivate direttamente a lei, con una riapertura di fatto di un caso che sembrava essere stato archiviato, poi si è deciso invece di dire no, fermi tutti, vogliamo andare a capire che cosa è successo. Lei aveva dichiarato che insomma non se l'aspettava per questo caso di corruzione elettorale, se uso il termine corretto, in cui sono stati coinvolti in un filone sindaco De Toni e assessore Marchiol, archiviato. In un secondo filone il sindaco De Toni, sempre, lei e la sua compagna per la nomina nel CDA di Arriva Udine. Io le chiedo, adesso io non credo che lei sia venuto qua, se no me lo sono perso, ma non l'ho incrociato in redazione in questi giorni, quindi posso lanciare il titolo, le prime parole di Salmè dopo questo avvenimento, così le chiedo un commento, perché è sempre bello poi avere il commento del diretto interessato senza parlare. Allora, io mi sono ritrovato che la sua collega mi ha mandato un messaggio la mattina chiedendomi un commento e io sono sobbalzato dicendo su che cosa. Quindi io in questo momento non ho ricevuto, nemmeno la mia compagna, nessun avviso di garanzia. Per cui io non so nulla. Okay. Non so nulla, cioè io in questo momento sono a dover rispondere a delle domande di cui non so nulla. So che ho letto sui giornali, quindi grazie ai giornali, so che tra la sua affermazione di prima non era esattamente corretta, non è stato riaperto nulla, nel senso non è stato riaperto nulla da quello che ho letto dai giornali, praticamente 10 mesi fa, se non erro, il GIP aveva chiesto di fare ulteriori indagini e la pubblica accusa ha chiesto nuovamente l'archiviazione. Ora io non so in quale paese la pubblica accusa chiede per 2 volte l'archiviazione e la persona che non ha ricevuto un avviso di garanzia dovrebbe rispondere a qualcosa. Sono strabiliato. Quindi adesso aspettiamo serenamente il 14 di settembre, ma mi pare eloquente il fatto che la pubblica accusa, non la difesa, che non era neanche stata coinvolta perché noi non siamo stati mai chiamati, ma la pubblica accusa ha chiesto per 2 volte, mi pare, 2 volte, dico bene? Una volta sicuro, penso e la seconda, da quel giorno era anche la seconda. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ma il fatto che questa, diciamo così, azione sia arrivata da alcuni consiglieri di centrodestra, le è dispiaciuto? Assolutamente sì, perché poi deve prevalere l'interesse generale, no? Cioè una questione personale e c'è l'interesse generale. L'interesse generale deve prevalere e quindi il mio dovere è continuare a collaborare con tutte le forze di opposizione perché noi abbiamo una funzione di controllo che non è un diritto, è un dovere che ci è stato consegnato dai cittadini. Ma lei pensi, diciamo, il capolavoro politico, è 1 anno e mezzo che il nostro gruppo, che io personalmente collaboro con gli altri consiglieri comunali di centrodestra. E tu poi fai, dopo una seconda richiesta di archiviazione, già hai fatto un errore all'origine, e adesso poi fai una opposizione a una seconda richiesta di archiviazione. Quindi delle cose sono 2, no? Se tu, come dire, riesci a ottenere
il rinvio a giudizio, fra un anno e mezzo, 2 anni, verrai a chiedermi di allearmi e sono, diciamo, cioè è un capolavoro. Nel caso in cui magari loro prevedono l'archiviazione, adesso la questione politica noi comunque dobbiamo continuare a fare opposizione, ma nel caso non è che queste cose non lasciano delle conseguenze anche giuridiche, no? Perché tu stai accusando una persona di un reato molto grave, quindi io non credo, poi se la vedranno i legali, ma gli strascichi ci saranno sia in un caso che nell'altro. Un capolavoro politico, non so se, diciamo, il loro architetto di questa cosa viene pagato dal Partito Democratico o dalla maggioranza, perché voglio dire, noi eravamo riusciti... Ma noi eravamo riusciti in 1 anno e mezzo a far calare il gradimento di questa amministrazione comunale, certificato a solo 24 ore, no? Nonostante le divisioni, eccetera, eravamo riusciti in questo, eravamo riusciti a essere incisivi nell'opposizione. E poi tutto questo. E qui chiudo. E qui chiude. Chiudo io così. Personalmente i rapporti invece anche personali, però un pochino magari anche quelli saranno un po' compromessi, oppure è solo politica e quindi poi personalmente... non viene toccato. Come ho detto prima, no? Cioè, queste cose incidono a livello personale. A livello politico io ho un dovere di mantenere unita l'opposizione nei confronti di questa amministrazione, perché io ho un dovere civico. I miei elettori mi hanno votato per fare opposizione a questa amministrazione, per svolgere una funzione di controllo, quindi lo faremo. Ma non si può immaginare che sul piano personale questo non abbia delle implicazioni, no? Cioè sarebbe... Io sono sempre franco, non voglio fare l'ipocrita, è evidente. Detto questo, sulla parte giuridica aspettiamo il 14 di settembre, ma sul piano politico è un autogol che è più clamoroso. Allora, la faccio intervenire. Prima però 2 cose. La prima, l'allerta meteo di colore giallo è stata allungata ancora, non fino a mezzanotte di oggi, ma di nuovo è stata prolungata l'allerta meteo regionale numero 21 del 2026 da mezzanotte di oggi fino alle ore 24 di sabato 18 luglio. Quindi anche tutta la giornata di domani per temporali che possono essere forti e intensi su tutta la regione. Adesso vado dal nostro Francesco Pezzella che si trova in via della Vigna, perché quella zona del centro di Udine, una laterale di via Grazzana a 2 passi da piazza Garibaldi, nell'ultimo periodo è stata interessata e visitata spesso dai ladri che inseriscono colla e acido nelle serrature per riuscire a entrare all'interno degli appartamenti, spesso nei weekend quando i proprietari sono magari a godersi un paio di giorni al mare. È con un residente, il nostro Francesco Pezzella, allora linea a te e raccontaci. Sì, Alessandro, siamo in via della Vigna qui all'inizio con Gianluca, che è uno dei residenti di questa strada e ci ha gentilmente dato la disponibilità di capire quello che succede, intanto se ha avuto qualche episodio anche lui e come si difende da questi che sono dei tentativi che sono stati registrati, come tu dicevi correttamente, la colla e l'acido nelle serrature per provare ad entrare anche in quelle più ostiche da scardinare. Allora Gianluca, qui siamo proprio all'inizio, vicino alla strada anche che attraversa la città via Grazzano. Intanto hai avuto qualche episodio? No, sinceramente noi non abbiamo mai avuto nessun episodio. So di forse una decina di anni fa, un episodio proprio di furto in casa da una vicina, cara vicina, però del resto non abbiamo mai avuto problemi. Io sinceramente avendo moglie e figlia, ho deciso di installare una porta blindata elettrica, quindi con la chiusura istantanea di tutti. In automatico chiude tutti i dispositivi. Esatto, possiamo provare a vedere come funziona? Così magari qualcuno può prendere spunto, visto che siamo, Alessandro, in questi giorni stiamo dando molti consigli su come difendersi e come prevenire i furti in abitazione. Lo ha fatto il comandante dei Carabinieri di Latisana, prendendo spunto dall'operazione che ha portato ad identificare e denunciare parecchi delinquenti che tra Friuli e Veneto, ecco qui, abbiamo sentito chiaramente il rumore del meccanismo. Si arma automaticamente e quindi è automaticamente blindata solo all'apertura e alla chiusura, quindi è sempre blindata.
poi con un dispositivo token è possibile aprire. Quindi questa a prova di acido, a prova di colla e di tutto. Questo Dovrebbe essere. La ditta non ci ha dato sicurezze su veramente ladri importanti che hanno tecniche dove la porta può solo ritardare l'apertura, ecco. Però diciamo almeno noi ci sentiamo abbastanza sicuri. Quindi non c'è una sensazione di insicurezza e di paura, al di là del fatto della porta blindata che protegge, ma in generale per quello che si sente in questa zona, oppure sì, o siete un po' preoccupati? Dire una notizia del genere non è una bella cosa, anche perché appunto sono, credo, ladri molto preparati e quindi non so se vanno su commissione, però è una difesa che non so se possiamo noi attuarla da soli. In questa zona c'è un buon rapporto di vicinato, perché ci è stato anche detto dai carabinieri per esempio che è importante avere degli ottimi rapporti con i vicini quando si va via, soprattutto proprio quando si va via, che qualcuno possa controllare la posta per non dare l'impressione che in quella casa la posta si accumula e quindi non c'è nessuno da qualche giorno, oltre ad altri consigli. Quindi avere un buon vicinato, com'è qui? Avete dei rapporti fra di voi? Sì, è via Grazzano e via della Vigna è un quartiere molto popolare e direi un paesetto di Udine, quindi tanti si conoscono, si frequentano e quindi c'è una collaborazione reciproca sempre in ogni situazione. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a Gianluca per questa testimonianza del clima che si respira qui. È chiaro che alcuni residenti hanno scoperto la colla vicino alle porte o l'acido nelle serrature e la preoccupazione c'è. Non ci risultano dei furti consumati in queste ore in questa strada, poi vedremo se ci saranno comunicazioni diverse da parte delle forze dell'ordine. Quello che ci risulta invece è quello che abbiamo raccontato, e cioè di questi tentativi di scardinare le porte in questo modo con l'acido, oppure questi segnali con la colla, che sono dei segnali che permettono ai ladri, quando tornano, di capire se qualcuno è entrato e uscito, e quindi se in casa ci sono delle persone oppure no. Come dicevi tu, Alessandro, che magari persone che si allontanano per andare qualche giorno fuori a godersi un po' di vacanza. Grazie di nuovo a Gianluca, qui da Via della Vigna, e io ti restituisco la linea. Grazie al signor Gianluca, grazie a Francesco Pezzella con le immagini di Giancarlo Celant. Io, insomma, adesso Sergo, sempre allerta. Lei qua fuori onda mi raccontava che anche a Cervignano, se non erro, erano stati commessi dei furti, tra l'altro, come giustamente sottolineava il consigliere Salmè, a due passi. Ma lì addirittura riguardavano anche istituti di credito, quindi cose anche più grandi, vicino addirittura a comandi, stazione, carabinieri, quindi anche zone che dovrebbero essere presidiate. Questo fa capire un po' anche l'arroganza e la sfrontatezza di chi poi mette in atto queste cose, che si disinteressa totalmente anche di quelle che possono essere le misure messe in campo per contrastare queste cose. Ormai videosorveglianza, videocamere, c'è un po' di tutto. C'è da dire che quanto è successo negli ultimi giorni con appunto questi interventi che hanno portato all'arresto di queste bande, no? Ma ne sentiamo tante, vengono arrestate tante bande, perché poi il problema poi è questo, cioè le azioni di polizia ci possono anche essere, le indagini ci possono anche essere. Quando un paio di giorni fa c'è stato un caso di una rapina a Lignano, no? Un imprenditore che è stato anche, ha avuto conseguenze fisiche da questo. L'unica cosa che ho pensato è che a Lignano si entra e si esce da una strada, cioè devi fare una rotonda per entrare e uscire, a meno che non ci arrivi in mare o per aria, ma una rotonda devi fare. Tant'è che, quanto pare, 24 ore dopo, 48 ore dopo, c'è stata la retata di queste persone, di questi rapinatori. Ora è chiaro che il punto è sempre quello: noi possiamo mettere in campo tante cose, però poi ci scontriamo sempre con due fattori. Uno, che evidentemente queste persone agiscono per due motivi: o perché hanno fame, o perché sanno che non gli succederà niente, o perché se la giocano. Cioè, dai, mettiamone tre. Allora, la prima ovviamente è un problema sociale, e quindi noi dovremmo evitare che ci sia gente che preferisce andare a fare
questo piuttosto che altri tipi di lavori, e ci possono essere situazioni ovviamente di disagi economici, sociali profondi che come politica si dovrebbe anche porre in qualche modo fine. La seconda invece è quella dell'impunità, cioè credere di essere impuniti, di agire incontrastati, e questo è un grave problema. Come si risolve? Noi continuiamo a dire che sul nostro territorio ci vogliono più forze dell'ordine. Partiamo da lì. Se le forze dell'ordine non sono sotto organico, e vengono denunciati anche dai sindacati delle forze dell'ordine queste cose, quindi non è che lo dice una forza politica X che ha avuto tra l'altro anche la possibilità durante il proprio governo di fare determinate assunzioni, ma determinate assunzioni spot non servono a niente, perché le forze dell'ordine, come tutti i lavori e i lavoratori pubblici, ogni tanto vanno in pensione. E se tu non hai un turnover continuo e quindi non programmi assunzioni e quant'altro, ti ritrovi senza medici, senza forze dell'ordine, senza vigili del fuoco, senza, e questo è il grave problema che stiamo avendo. Poi, come detto, possiamo migliorare videosorveglianza, telecamere, tutto quello che vogliamo, ma anche lì le telecamere qualcuno le deve vedere. Se non hai gente che poi fa questo tipo di lavoro perché hai carenza di personale, puoi mettere tutte le telecamere che vuoi, ma poi c'è un rallentamento anche da questo punto di vista. Il problema vero è che, visto che adesso si parla di Udine e Via della Vigna, non dobbiamo strumentalizzare il fatto con è colpa dell'amministrazione comunale, per due motivi. Uno, perché succede ovunque, abbiamo fatto l'esempio prima di un comune, no, anche abbastanza grande della provincia di Udine, dove poco fa è successo qualcosa, Lignano uguale. L'altro giorno a Budoia hanno cercato di assaltare un bancomat, non mi pare che ovviamente a Budoia ci sia il sindaco De Toni e la sua giunta a non ostacolare questo tipo di cose. Quindi è un problema che riguarda ovviamente non solo tutta la regione, riguarda tutta l'Italia. Poi c'è diciamo quella che viene la famosa lotta, no, della sicurezza percepita dai cittadini e la sicurezza reale, che sono poi i numeri che danno certo. La questura, la prefettura e i numeri che leggiamo su Udine città sicura. È vero che per quanto sicura possa essere una città, e devo dire la verità, credo che sia anche indubbio che rispetto a 1 o 2 anni fa la situazione sia anche oggettivamente diversa e cambiata. Poi ognuno può dire la sua, però ieri c'è stata la visita dell'europarlamentare Cisinta alla Casa Immacolata. Ha dovuto ammettere anche lei che negli ultimi periodi le cose sono migliorate. Chiaro, sono diminuiti anche gli immigrati, perché nel 2023 ne abbiamo fatti entrare talmente tanti che qualche problema evidentemente hanno causato anche su queste situazioni. Io volevo dire sulle rapine, no? Cioè, forse uno dei motivi che spingono queste persone a considerarsi impunite è il fatto che intanto non c'è certezza della pena, e che poi comunque, oltre alla possibilità della rapina, che io escluderei che facciano rapine perché hanno bisogno, semplicemente vogliono arricchirsi in modo facile, e tra l'altro lo possono fare o rapinando i cittadini onesti, o magari chiedendo risarcimenti ai cittadini onesti quando reagiscono. E abbiamo, come dire, questo caso di ingiustizia veramente nazionale, cioè del gioielliere Roggero, che dovrà 72 anni, c'è una persona che ha mantenuto una famiglia onestamente, lavorando per decenni con un'attività, e che dovrà andare a scontare una sorta di ergastolo perché ha difeso se stesso e soprattutto la sua famiglia. Quindi quando i rapinatori praticamente hanno nella loro attività è un win-to-win, perché o riescono a rapinare i cittadini indifesi oppure chiedono il risarcimento se gli va male, credo che sia questo il problema in Italia da evitare. Per quanto riguarda Udine, però, io vorrei dire una cosa. Allora, i dati sono oggettivi, i dati che noi abbiamo
statistica però, e dicono, il prefetto lo ha detto, il questore lo ha detto, che i reati a Udine sarebbero diminuiti negli ultimi tempi. Su questo io voglio fare due considerazioni. La prima è che senza un'attenzione pervicace, continua, assillante anche delle opposizioni consigliari sul tema della sicurezza, cioè le opposizioni hanno fatto un ottimo lavoro perché hanno spinto l'amministrazione comunale a considerare la sicurezza come una priorità e hanno spinto anche l'opinione pubblica e anche quindi questore prefetto che lo fanno di dovere, ma diciamo che la spinta all'opinione pubblica è importante, e quindi anche le opposizioni da questo punto di vista hanno fatto il loro. E poi c'è da dire la verità, quello che a noi ci viene detto dai cittadini è che moltissimi reati, tra virgolette, minori non vengono più denunciati. Io ho personalmente sentito di persone che la loro macchina è stata rotta, danneggiata da spaccatutto 1, spaccatutto 2, spaccatutto 3, perché non sappiamo se è 1, 2 o 3, e non hanno fatto denuncia, perché se dovevano perdere ore per denunciare, poi dovevano essere chiamati in procura, poi al processo, no, non lo faccio, per ottenere che cosa poi? Quindi, e non soltanto per questo tipo di reati, ma anche per altre cose, le denunce non vengono più fatte perché non c'è la fiducia nel fatto che poi vengano realmente perseguite. È vero, questo è un sentimento abbastanza generale. No, fino a un certo punto, ma nel senso che spesso si dice la gente non denuncia più, io su questo credo poco. Uno, però, perché testimonianze dirette, arrivano, testimonianze dirette. Sì, ma certo, ma può succedere che uno per una cosa limitata non decida di non affrontare tutte le conseguenze che si sono ricordate, però su cose diciamo un po' più importanti e di valore, voglio dire, certo. Io non credo che una persona che ha visto l'acido nella sua porta non sia andata dalle forze dell'ordine, ma ha messo in mezzo i media e ma le tutti televisioni, gli altri, è chiaro. I furti di bici, di motorini, di scooter, vandalismi. Stavo arrivando proprio al furto di bici, perché recentemente una persona che chiaramente ha avuto un furto da prova bicicletta ha visto lo stesso modello di bici, di fatto ha riconosciuto la sua in vendita su eBay, grazie al fatto che aveva fatto denuncia ai carabinieri, 2 giorni dopo la bici gli è tornata a casa, perché sono riusciti a risalire a chi anche in questo modo, e torniamo alla sfrontatezza che dicevamo prima, uno fa ormai ricettatore alla luce del sole, su eBay tranquillamente. Questo è quindi diciamo, questo della mancata denuncia, anzi, noi dobbiamo convincere le persone che qualsiasi tipo di reato deve essere denunciato, e dobbiamo ovviamente invitarli a continuare in tal senso. Però, scusi, prego. C'è un fatto importante. Noi l'altro giorno come opposizione abbiamo chiesto una commissione, anzi no, questa era una commissione sulla salute, ma la ricerca molto importante fatta dall'IRES, che fotografa la questione della salute dei cittadini, dava un dato che poi aveva delle ripercussioni sulla sicurezza, ed era il dato dei senza tetto a Udine. Clamoroso. Al Cibali. Clamoroso, cioè noi parliamo che sono, nel 2025 in città noi avevamo quasi 1000 senza tetto in città. Di questi 1000, tutto certificato, quindi non è che lo dice l'opposizione, 568, c'era scritto, vivono all'Addiaccio. Dove? All'Exafau, in via Bariglaria o in via Giulia, cioè in queste zone dismesse dove purtroppo vengono perpetrati reati tipo spaccio, abbiamo avuto casi di violenza sessuale anche in via Giulia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di un dato che è clamoroso, 1000 senza tetto in città, 568 all'Addiaccio. Che sono aumentati è un problema sociale. È un problema sociale, ma vede qual è il punto che noi abbiamo? Sono aumentati di 200 con questa amministrazione comunale, cioè dal 2023 al 2025 sono aumentati di 200. No, ma parliamo di Udine, sono aumentati di 200. Perché sono aumentati di 200? Perché a Trieste sono diminuiti? Perché
non parliamo di senza tetto, non parliamo di... Non facciamo... Non diminuiti, lo sai tu. Perché io ti ho detto, quando governa la Meloni sono aumentati i senza tetto. Poi dirai quello che vuoi. Allora, non parliamo di richiedenti asilo, di profughi, parliamo di clandestini, cioè persone che hanno avuto, diciamo, hanno fatto domanda di protezione internazionale nella maggior parte dei casi, gli è stata rifiutata e continuano a rimanere qui. E perché rimangono qui? Perché purtroppo questa amministrazione comunale spende tanti soldi anche per queste persone. E perché Sergo dice che è un problema nazionale e non c'entra? Il problema nazionale è perché abbiamo fatto entrare troppi falsi richiedenti asilo, ma poi tra rimanere a Udine ed un altro comune dove non ti offrono il dormitorio, la stazione di posta, gli uffici che ti aiutano per fare le pratiche per un'altra domanda, eccetera, 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 tu rimani a Udine perché ti fai la doccia alla stazione di posta, perché ti rifocillano alla stazione di posta, perché vai al dormitorio comunale, perché è tutta l'assistenza alle politiche sociali, meno servizi se noi dobbiamo spendere soldi pure per i clandestini è una follia. Sì, Sergo, adesso prego. No, vabbè, scuso per l'interruzione, ma era per sottolineare che ovviamente il dato coincide con quello dell'avvio del governo Meloni, perché è inutile fare questo l'ho detto anche Salmè, però le chiedo, è vero che forse... l'ho detto i dati che sono quelli, cioè gli però anni sono quelli. Salmè dice, va bene, a livello nazionale abbiamo sbagliato, abbiamo fatto entrare troppi, però ora il comune di Udine li sta mantenendo qui perché li tratta come dei principi. Cosa, è vero o no? Sui minori stranieri non accompagnati non è che si diverte il comune di Udine a... sono due cose diverse. Sì, ma dico, non è che lì si diverte il comune di Udine, è obbligato a farlo dalla legge, poi con le modalità che possiamo ovviamente anche, diciamo, di cui possiamo parlare, però è un obbligo di legge. Sui richiedenti asilo le cose sono sempre due, o sono richiedenti asilo o sono clandestini. E non è che decide il comune di Udine la prima o la seconda cosa, ma neanche del loro destino. Noi stiamo parlando di clandestini. Ma neanche del loro destino decide stiamo mantenendo dei clandestini. Perfetto, ma neanche del loro destino decide il comune di Udine. Ma perché devi pagargli la doccia e dargli da mangiare, la colazione, la brioche a questi? Ho capito, ma ci sono le regole. Tanto l'ha detto anche, guarda, sono convinto, lui potrà testimoniare che l'abbia detto anche la consigliera regionale Spagnolo, la remigrazione, volendo, si può fare anche domani mattina. Perché lei dice, è già prevista la remigrazione, tant'è che c'è il solito problema dei rimpatri, ok? E noi dobbiamo gestire queste cose qua. Il consigliere Salmè lo sa benissimo, a Gradisca c'è un istituto dove la gente aspetta di essere rimpatriata. Quindi se come si dice, il sindaco di Udine non è che decide lui se tenere la gente a Udine o mandarla a Gradisca, evidentemente c'è qualcun altro che dovrebbe decidere e dovrebbe farlo, perché se no mi devi spiegare come mai qualcuno a Gradisca va, qualcuno a Gradisca non va, perché evidentemente quelli di Gradisca è già stato accertato che hanno commesso il reato di clandestinità, quelli che sono a Udine evidentemente ancora non lo sono, perché se no verrebbero presi e portati là. Ma non è così. Ma ecco, non è così. Ma allora c'è qualcuno che non sta facendo... Il Ministero degli Interni stima che ci sono 600.000 clandestini in giro per le vie, non riesce a prenderli tutti, ma non è che dobbiamo mantenerli. Benissimo. Io quello che dico è perché il comune deve mantenerli? Perché dobbiamo mantenerli? Dargli la brioche, la doccia, chi se ne frega? Ma allora tu trovami una norma, trovami una norma fatta da qualsiasi amministrazione, destra, sinistra e centro, a favore di gente che non dovrebbe stare in Italia. Una. Cosa c'entra? Una. No, perché evidentemente... Io ti porlo le determine, le delibere. Ma perché dobbiamo offrirgli la stazione di posta ai clandestini? Ma perfetto, ma se tu sai, dico tu come amministratore, non ovviamente come consigliere Salmè, che c'è una persona clandestina che sta girando per la città e che non dovrebbe... La prima cosa che fai è informare i carabinieri e la polizia e dici guarda c'è un clandestino, ma non dico te. Ma ne abbiamo 1000, non riescono a prenderli. Ho capito. 1000. Quelli sono certificati, Sì, ma sono senza tetto, c'erano anche prima, il ci saranno anche dopo. 99% descritto tutti clandestini, vabbè. Sono ex, questa è la realtà, cioè la stragrande 90. Se gli ha chiesto se è clandestino, sì, li ha lasciati sono via. andati a fare la ricerca, sono andati a fatto la ricerca e digli come mai li ha lasciati lì? Ci abbiamo parlato, mica un carabiniere quello
scusami. Il 90, ha fatto la denuncia, 90, anche lui ha omesso di fare la denuncia. Dai, no, perché probabilmente ha omesso il di fare la denuncia. 99% sono ex richiedenti asilo che si sono visti rifiutare la loro domanda. E che dovrebbero essere espulsi dal paese. Certo, ma voglio dire... E chi è che deve fare l'espulsione? Il Questa sindaco? è la domanda. Certamente, ma io concordo che dovrebbero espellerli, ma non è che questo ci obbliga a mantenerli, perché dobbiamo spendere come soldi del comune di Udine per mantenere loro. Io voglio spenderli per i nostri anziani, per i nostri giovani, non per quei clandestini che abbiamo all'ex APAU che spacciano e gli diamo anche la doccia alla brioche. Voi eravate contrari anche a spendere i soldi per i minori stranieri con quel bando di 30.000 euro che ha fatto investire anche la giunta Federica, no? Quello del comune di Udine per le attività estive. Assolutamente. Perfetto, eravate contrari. Ho sollevata io la questione. Ma perché evidentemente a qualcuno fa comodo avere i clandestini che girano invece di fare attività, perché evidentemente se tu togli il problema clandestini in questo paese ci sarebbero almeno 3 partiti che in quel caso sparirebbero. Ma cosa c'entra i clandestini che quella volta erano minori stranieri non accompagnati? Ma non facciamo confusione. Lì avevamo dei minori stranieri, lì avevamo, scusami, dei minori stranieri non accompagnati, per cui già spendiamo 120 euro al giorno e che il comune ci ha messo altri 31.000 euro per fargli fare il centro estivo, per fargli fare il centro estivo e facciamoli fare anche il centro estivo e portiamoli in piscina, portiamoli a giocare a tennis. C'entra niente con i clandestini, qua parliamo di clandestini. Peggio ancora, ma infatti appunto, non c'è una norma per dare i soldi ai clandestini. Ma perché dobbiamo spendere soldi per loro? Ma perché là c'è il bando e qua no? Ma perché dobbiamo spendere soldi per loro? Spendiamo i soldi per loro, trovami il bando. Ma che bando? Abbiamo una stazione di per posta. I clandestini? Ma spacca tutto, quello che va in giro a devastare le auto. È stato visto decine di volte davanti alla stazione di posta. Quello è un caso. Facciamo una cosa. Questo afghano di 30 anni che va a spaccare le auto andava alla stazione di posta a farsi la doccia, a mangiare, eccetera, eccetera, e poi andava a spaccare le auto. Questo è il tema che affrontiamo in 5 minuti dopo la pubblicità, che altrimenti mi sgridano. Però c'è un tema, si sa chi è e comunque si fa fatica a bloccarlo. A tra poco. Eccoci qua, terza e ultima parte insieme. Si era scaldata prima della pubblicità la situazione in maniera sempre molto rispettosa, però con posizioni diverse. Salmè aveva tirato poi in ballo lo spaccatutto di Laipacco. È uno? Forse sono due? Forse sono tre? Non si sa. Fatto sta che di sicuro è sembrata un po' curiosa la situazione negli ultimi giorni, soprattutto quando insomma era stato preso, portato in ospedale, poi era scomparso. È anche molto divertente questa situazione da un certo punto di vista, se si vuole ridere anziché piangere. Poi è stato ripreso, riportato in ospedale e ha svolto una visita psichiatrica, che però ha detto che non ci sono patologie o problemi che possano ricondurre dei casi particolari di salute mentale con questo individuo. Noi abbiamo sentito anche al telefono l'assessore Giacomello, abbiamo il servizio che è stato confezionato dal nostro Francesco Pezzella che ci spiega un pochino la situazione e poi ne parliamo assieme, perché il tema che era stato ovviamente sollevato da Salmè è abbastanza centrato, cioè in questo preciso caso si sa chi è, si sa che ha agito più volte, praticamente l'ha messo pure lui stesso, eppure non si riesce o non si combina a mandarlo via. E allora vediamo il servizio e poi ne parliamo. Non sarebbe affetto da patologie psichiatriche lo spaccatutto di Laipacco, che ieri era stato nuovamente convinto a salire su un'ambulanza per essere visitato in ospedale, dopo un tentativo fallito qualche giorno prima. Secondo le notizie che trapelano, la visita medica avrebbe dato esito negativo, per cui l'uomo, subito dopo, avrebbe lasciato il Santa Maria della Misericordia. Se da un lato non si può che essere contenti del fatto che una persona non abbia problemi di salute, dall'altro c'è il rischio che per qualche altro motivo, a questo punto ignoto, possa tornare a colpire nei luoghi che è solito frequentare e dove ha già danneggiato decine di autovetture, spaccando i vetri a colpi di pietra. Si fa strada inoltre l'ipotesi che le azioni di spaccatutto abbiano solleticato uno spirito di emulazione che si traduce in azioni vandaliche dello stesso tipo ad opera di una mano diversa. Quanto a me so ieri c'è stata la valutazione psichiatrica da parte della cosa che
non rivedono cose particolari, non emergono cose particolari, e adesso stiamo valutando in base alla strada delle forze dell'ordine, insomma, cosa si può agire in tal senso. Insomma, penso che la situazione ormai è chiara e gli organi proposti dovranno fare il suo. Adesso vediamo un attimo. I casi scoperti ieri in altre zone della città, tra cui via Pradamano, di danni arrecati alla macchina della coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia Ester Soramel, ad un'altra auto e al furgone di un artigiano, non sarebbero riconducibili al vandalo di Laipacco. La preoccupazione a questo punto aumenta, con 2 potenziali autori di altre scorribandi vandaliche liberi di scorazzare in città. Allora, Sergo, quando io stavo lanciando il servizio e dicevo si fa fatica a mandarlo fuori, lei aveva... ho detto appunto, nel senso appunto, che... perché appunto? No, questo glielo allora, chiedo, perché appunto? Attenzione un attimo, perché ovviamente io non conosco né la persona né il suo status, né perché sia qua, né se è clandestino o meno. Vogliamo ammettere che sia un caso di clandestinità, parliamone. Appunto, proprio perché ho detto, se un clandestino non deve stare in Italia, allora ci sono 2 problemi. Uno, non ha un futuro. Se rimane in Italia non ha un futuro, se è clandestino. Quindi è evidente che fin tanto che rimane qui e decide lui di rimanere qui, perché poi molti altri decidono anche di lasciare il paese, andare a ricongiungersi con altri in altri stati europei e quant'altro, solo che appunto lo fa sempre da clandestino, lo farebbe, questo è il problema. Quindi si diceva prima, c'è un problema di rimpatri, c'è un problema di prendere queste persone ovviamente e dirgli: tu sei entrato clandestinamente in Italia, non hai diritto di stare nel nostro paese e vai. Poi c'è chi ha diritto invece di stare in Italia. Richiedente asilo, viene in Italia per le motivazioni legate al suo stato, alla sua situazione, ha diritto di stare in Italia, rimane qui, e allora lì è un altro problema di gestione, non solo di accoglienza nei centri come la Cavarzerani e compagni, dove lì non si fa né accoglienza né inclusione, e sappiamo benissimo, perché poi non credo che questa persona sia accolta in uno di questi centri, bisognerebbe capire dove abita, dove vive, se è uno dei 1000 di cui parlavamo prima. No, appunto, non lo so, per quello dico, non conoscendo tutto questo, ma se è la Cavarzerani vuol dire che ha diritto di starci, è questo che dovete capire. Evidentemente qualcuno ha stabilito, e non il Comune di Udine, non la Regione, non il governo italiano, che su questo penso siano abbastanza diciamo allineate, non dovrebbe rimanere lì. E allora se c'è lì, c'è un problema, come detto, di chi lo sta lasciando lì. Poi c'è il problema che sta commettendo reati, che è ancora peggio, perché poi se noi accogliamo queste persone, non solo gli permettiamo, ma li mettiamo anche nelle condizioni di fare quello che questa persona, o quelle che saranno ovviamente individuate, se sono più di una, stanno facendo, quello è ancora peggio. Perché è il fallimento di tutti i discorsi di accoglienza, inclusione e tutto quanto. Ma quel fallimento lì, c'è un governo che governa da 4 anni, c'è un altro partito che faceva queste battaglie e che adesso se ne sta rendendo conto, che governa da 5 anni e mezzo il paese. Perché la Lega governa da 5 anni e mezzo il paese. In 5 anni e mezzo cosa è cambiato da questo punto di vista? Facciamoci questa domanda. Gliela faccio io a lei. Allora, guardi, sul governo nazionale anch'io vorrei dei provvedimenti più severi. Bisogna dire una cosa però, innanzitutto partiamo da un presupposto culturale, no? Queste persone qua, questa non è un'immigrazione, questa è un'invasione, perché dal punto di vista numerico non è un'immigrazione, è un'invasione, e su questo ovviamente Sergo non sarebbe d'accordo. La seconda questione: anche se tu sul piano del diritto sei un richiedente asilo, quindi non è che hai il diritto di rimanere perché sei un profugo, hai il diritto di rimanere semplicemente perché hai fatto una domanda. Infatti le 1000 persone di cui abbiamo parlato prima, nella stragrande maggioranza dei casi, erano persone che facevano una domanda, la loro domanda veniva respinta, e ricordo che nel 65% dei casi le domande vengono respinte perché non vengono da paesi in guerra, non sono
perseguitati, vengono mantenuti per 2 anni e mezzo perché facciamo finta che sono profughi, dopodiché gli diciamo la tua domanda viene respinta, ok? Hanno diritto semplicemente perché fanno domanda. Ma io dico una cosa, una persona che si comporta come spaccatutto, a prescindere dal fatto della protezione internazionale, deve essere preso e rispedito a casa sua, perché se io faccio entrare in casa una persona, a casa mia, a casa vostra, e quella persona, cioè il mio ospite, si comporta in quel modo, lui può avere tutto il diritto internazionale che vuole. Sono d'accordo. Ma se ne torna a casa... Però io faccio una domanda. Stefano Salmè, dal punto di vista del potere, che voi ne sapete più di me, porca miseria, io a volte poi non capisco e mi arrabbio e io chiedo, no? Allora, lasciamo stare gli altri 999 in cui Sergo dice che bisogna gestire in un certo modo e lei dice che bisogna gestire in un altro. Perfetto. L'esempio di Spaccatutto è lampante. Si comporta male, può avere, come dice lei, anche avuto l'ok per stare in Italia, ma uno che si comporta così non deve stare in questo paese, così come un italiano, se si comportasse così in Afghanistan, non dovrebbe stare. Non stiamo facendo nessun tipo di ragionamento di questo tipo. Però il comune ha il potere per prenderlo e spostarlo? Il comune ha la possibilità, il sindaco, di fare un DASPO urbano, e quindi non può rientrare in città. Anche se ha avuto l'ok per starci, il DASPO urbano scavalcherebbe questa situazione. Il sindaco ha la possibilità di fare un DASPO urbano e poi dovrebbe reiterarlo, ma lo può tranquillamente fare, no? Se tu non rispetti il DASPO urbano, poi passa la sanzione successiva, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io dico, mi faccia concludere soltanto questo. Sì, perché poi chiedo la stessa cosa a Sergo, che a volte a questa domanda... Ma la cosa incredibile, allora, sia il centro-sinistra, ma ancora di più il centro-destra, no? Che pensa che la soluzione dei problemi sia sempre nell'implementazione della videosorveglianza. Adesso io non lo affermo, ma i cittadini che mi fermano per strada, sa cosa mi dicono? Che le telecamere ormai non servono per Spaccatutto, perché lo hanno ripreso 2 volte, 3 volte, 5 volte, 10 volte e non sono servite a nulla, nemmeno ex post, non ex ante. E servono a bloccare i cittadini dal fatto che magari se lo prendono gli danno 2 calci nel culo, perché questo è quello che dicono i cittadini, no? Cioè le telecamere ormai sono contro i cittadini italiani, non contro gli spaccatutto di turno, non lo dico io, lo dicono i cittadini che mi fermano per strada. Io non lo affermo e dico che non bisogna ragionare così, ma ormai i cittadini cominciano a pensare questo. Allora, Sergo, domanda, è vero o no che il sindaco di un comune di una città, davanti a casi di questo tipo, può, il sindaco, non il sindaco di Toni, ma l'amministrazione comunale in generale, ha il potere davanti a un cittadino che si comporta male, anche avente diritto, di prenderlo alla seconda o terza volta che si comporta in un certo modo e spostarlo? Sbaglio è quello che è stato fatto qui l'anno scorso con le zone rosse. No, il DASPO urbano. Lascia perdere, ma dico, quello che è stato fatto con le zone rosse era la stessa cosa. No. L'aveva deciso il prefetto, il questore. Certe persone in quelle zone non potevano rientrare. È la stessa identica cosa. DASPO urbano. Poi personalmente, cioè a persona, si può fare il DASPO urbano, chiaramente. Però qua c'è un altro aspetto che io non ho capito. Questa persona ha commesso dei reati? Sì. Qualcuno l'ha denunciato? Sì, immagino. È stato portato da qualche parte o è libero di agire? È sotto processo, lascia perdere, visto che gli hanno fatto l'esame per capire se è capace di intendere di volere, no? Ed è capacissimo. Quindi, però se ha commesso un reato siamo sempre in Italia, no? Noi non possiamo sapere, cioè non possiamo, fin tanto che non ci sarà una condanna che sia una... DASPO amministrativo. Lascia perdere, ti ho detto, quello si può fare. Allora facciamolo. Fatto la domanda, facciamo. Nel frattempo arriviamo a 100 auto danneggiate? Sì, ma vabbè. Io non allora va bene. Sono 40, ho detto solo che sto capendo dove arriva c'è il problema. No, ma non è che non sto capendo. Ho detto, se c'è un reato, che questa persona sia afghana, pakistana, comunitaria, italiana, di Bevar's, cosa cambia? È una persona che ovviamente sta commettendo dei reati. Perfetto. Allora, giustamente, noi possiamo fare 2 cose. Diamo il DASPO urbano a chiunque abbia commesso un reato in questa città. È una scelta, facciamolo.
Lo diamo perché questa persona ha Lo ha creato reiterato. più di una volta, è un'altra questione, va benissimo. Come detto, se si può fare, si faccia certo e che ovviamente si può si fare. farà. È la legge. Non è che l'identica, Ma perché non l'hanno già è che fatto? l'identità di questa persona si conosce da 7 mesi, mi pare che è questione di Si conosce giorni, da no? quanto? 2 mesi credo, più di- No, allora, un mese, almeno un mese fa. l'indennità- Almeno un mese Allora, fa. prima discutevamo se afgano oppure no, non sapevamo neanche i media possiamo lo sanno. andare a prendere ovviamente. l'articolo in cui è stato identificato. No, più di un mese. Appunto, ma adesso, per cui si arriverà anche, presumo, a questo tipo di Al soluzione. DASPO urbano. Speriamo. Chiudo con un altro aspetto, perché ovviamente se ne quindi, parla spesso. Fermi un attimo. Quindi io non ho capito, la posizione di Salmè, per quanto netta e magari condivisibile o meno, è chiara. Io non ho capito Se il esattamente- DASPO urbano ovviamente Quindi è lei possibile farlo per questo tipo di attività, che si Lo faccia. farebbe, ok. Se la legge lo prevede, qual è il problema? È ovvio che si deve intervenire per la sicurezza dei cittadini, del patrimonio e quant'altro. Qual è il problema? Perfetto. Se è Ho previsto, capito. si deve fare. Però Volevo ora solo chiuda pure chiudere perché con poi mi devo l'ultima lasciare andare. statistica, perché spesso e volentieri ovviamente poi prima parlavamo di impunità, no? C'è anche un altro aspetto che noi dobbiamo considerare. In Friuli Venezia Giulia, statistiche del Ministero della Giustizia di febbraio 2028, non sono recentissime, ma sono abbastanza recenti. 26. Noi abbiamo, 2026. Noi abbiamo 487 posti nelle nostre case circondariali, i carceri del Friuli Venezia Giulia. Sapete quante persone sono attualmente ristrette? Dato di febbraio 2026, 730. Sì. Quasi il Ok, doppio. ecco, questo è un altro tema che mettiamo Questo, lì, ma ha ragione, che mettiamo Sergio, lì, ma sa qual è il ovviamente, problema? no? Che il 50% sono extracomunitari. No, non sono il 50%, però vabbè, sono no, 49%, no, 48%. vabbè, Poco meno della metà, va bene? Poco meno, basterebbe che queste persone fossero rimandate a scontare il Nel loro carcere paese. nei loro paesi e noi avremmo Perfetto. risolto il problema. Questo da quanto tempo lo dice la destra? Non dovrebbero farlo, infatti non lo fanno e fanno male. Che ti devo Ma dire? non è Io ti ho che- detto, è un problema di governo, è un problema di Certamente, ma non è ministeri, che- di prefetture, ma di noi questure, di dobbiamo, ma quant'altro. noi dobbiamo irrigidire le posizioni, non indebolirle come volete voi. Ma chi le indebolisce? Poi sempre sì, con questo chi le indebolisce? buonismo, sempre con questo permissivismo. Ma ti non si sembra risolve il permissivo? problema. È da stamattina che ti ho detto, se sei clandestino devi essere rimpatriato nel tuo paese, è buonismo questo? Ho capito, ma a quando- prescindere dal commettere o meno reati, altri a reati, parte perché il ne hai già fatto commesso che- uno, a parte il ne hai già fatto che permesso, vuol dire quindi non anche- dire a me anche buonista, sulle spese perché del proprio comune. hai sbagliato Io ti ho completamente detto non dobbiamo tutto. più spendere i soldi del comune di Udine, tu insomma non eri Vabbè, d'accordo, ma se perché mi- dobbiamo ma se mantenerli mi vuoi dire questi? che alla stazione di posta certo. non debbono entrare clandestini, Non deve devono entrare entrare, solo uno non devono entrare. con la carta d'identità con scritto residente A, ma se sei senza tetto io credo che abbia un problema. Ma Poi, secondo te se un si senza riesce a tetto fare italiano non ha il questo, documento? se si riesce a fare scusa, questo, eh. qual è il Senza problema? tetto francese che Va va in bene. giro, che va lì al Parco Marte dei Foibe, certamente che può andare, anche senza tetto italiano, se il ma francese- per quale motivo dobbiamo mantenere questi clandestini che poi vanno a spacciare e vanno alla stazione di Ma ti posta sto a dicendo, farsi la doccia, la colazione? devono essere rimpatriati a prescindere da rimanere a Udine piuttosto che... Ma non è che questa Ma cosa il incide... problema della stazione di posta, però scusami, O altri- poi il o problema anche della altre stazione spese, di posta è che l'alternativa è il caso Trieste. Un silos abbandonato dove dovevano fare un centro commerciale da 40 anni, non lo fanno, un ex parcheggio, silos, chiamalo come vuoi, è presente, quello vicino alla Certo, stazione. certo Quando che è arrivi presente. in stazione a Trieste, sai che bello spettacolo che vedi? Li devi sgomberare, col treno? eh? Ok, sì, li devi sgomberare, ma questi vanno lì e fanno le stesse li cose sgomberi lì. con la forza? Ma non è che li sgomberi con la arrivi, forza, li sgomberi ma almeno- e fai. Sì, ma ma almeno- l'alternativa alla stazione di posta è quel degrado là. E allora tu ti devi chiedere da il amministratore degrado- se preferisci la gente nelle tende con i topi a Trieste No, al silos o se preferisci dargli una doccia. degrado Poi tu vedi lo tu. risolvi col pugno Poi duro, vedi tu. ma nel contempo quei soldi tu li spendi per i cittadini italiani. Io ti ho detto, questa è la soluzione. poi vedi tu. Questa è la soluzione. Queste sono le due alternative, Trieste e Udine, ce le hai Pugno davanti. duro e soldi per gli chiedi alla italiani. gente se preferisce il Pugno degrado di duro Trieste e soldi per gli italiani. Allora, Pugno grazie duro, a sono Cristian convinto. Sergo, grazie a Stefano